Un testimone e le telecamere di sorveglianza della Basilica lo avrebbero confermato. Una automobilista in parcheggio in piazzale Monteberico, anziché frenare, ha accelerato andando a sbattere con l'auto sulla balaustra. Risultato: 3 colonnine su 8 distrutte e, a quanto narrato dal testimone, un pedone appena sceso dalla sua macchina schivato dalla conducente. Il testimone ha fornito alla polizia targa e marca dell'auto, un Alfa Romeo, probabilmente rossa a vedere le tracce di colore lasciate sui resti delle colonnine decapitate. Erano da poco passate le 2 di notte, la conducente è fuggita, ma sarà convocata dalla polizia locale per dare conto dell'accaduto e per risarcire il danno a carico della comunità. Lei voglia divertirsi, hai bevuto? Non so, al manco penso sia sta gioventù, perché se sei qui più grandi sei proprio da mettere via. Bisogna correre anche forte per fare una retromarcia del genere, buttare giù una colonna, perché per quanto poco è pesantina, e poi è riuscita a ripartire con la macchina danneggiata, perché la sera non sanno come divertirsi questi qui. Per me hanno troppi soldi per le tasche, sa. No, non va bene. Bisogna pagare, sistemare. Paghiamo noi, non c'è problema. Che cosa abbia causato una perdita di controllo con la quale l'auto è potuta salire sul gradino del marciapiede e percorrerlo per circa 2 metri per poi urtare violentemente sulla balaustra, lo lasciamo commentare ai telespettatori. L'amministrazione comunale in una nota dice che un errore di manovra può succedere, ma è grave il fatto che la persona si sia allontanata senza avvisare nessuna autorità.